Via libera al finanziamento di 1.200.000 euro per la realizzazione di 7 interventi alle condotte fognarie, agli impianti di depurazione in Sicilia, collegati a eventi calamitosi. Lo prevede l'accordo di programma quadro stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Siciliana, le cui modifiche sono state approvate nell'ultima seduta della Giunta regionale sul proposta dell'assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità, diretto dall'assessore agrigentino onorevole Roberto Di Mauro. Si potrà dunque procedere all'utilizzo del fondo ministeriale per l'esecuzione delle seguenti opere urgenti, in particolare ad Agrigento: il ripristino della tubatura che dal condotto fognario della pubblica sicurezza a San Leone conduce il Reflui in via Nettuno, danneggiata dalle continue mareggiate, per un importo di 157.633 euro. A Sciacca, ripristino dell'impianto di sollevamento fognario denominato Bagni, per oltre 167.000 euro. A Realmonte, la costruzione di un ponte tubo fognario crollato a causa del temporali dell'inverno 21-22, incontrato a Scravuzzo, pari a un intervento di circa 83.000 euro. A Favara prevederà il ripristino funzionale dei comparti danneggiati dal crollo del muro di sostegno all'interno dell'impianto di depurazione, per un importo di lavori di circa 151.000 euro. A Salemi, in provincia di Trapani, il rifacimento della stazione di sollevamento delle acque reflue incontrata Carpiuna Rosa, all'interno del servizio dell'impianto di depurazione, per 180.000 euro, quindi lavori a Canicattini Bagni per circa 200.000 euro e a Noto per circa 300.000 euro.